Ben ritrovati con i TG Flash di New Sicilia. Preoccupazione alla zona industriale di Agrigento, dove un operaio di 33 anni originario di Palma di Montechiaro è rimasto ferito in seguito a una rovinosa caduta sul lavoro. L'uomo si trovava in un capannone in contrada San Benedetto quando, per motivi ancora poco chiari, avrebbe perso l'equilibrio finendo la propria corsa sul selciato. La corsa dell'influenza non si arresta, secondo infatti la rete di sorveglianza Influnet dell'Istituto Superiore di Sanità. Nell'ultima settimana sono stati 943.000 gli italiani colpiti da sindromi simili influenzali. In totale, dall'inizio della stagione sono oltre 3,5 milioni le persone contagiate. I contagi continuano a colpire in maniera particolarmente elevata i bambini al di sotto dei 4 anni. Ha chiesto scuse e si è pentito di ciò che ha fatto. Questo è quanto afferma l'avvocato Giovanni Giuca, che assiste il 27enne di Rosolini, indagato per violenza privata per le minacce via social al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, estese anche alla figlia del Premier. La polizia ha disposto il sequestro del telefonino e il PC nella disponibilità del 27enne, che si trova chiuso in casa. In questo periodo di festività natalizie le code che si formano lungo questa parte della circonvallazione sono chilometriche. Queste alcune delle parole del consigliere del secondo municipio Andrea Cardello, che ribadisce la necessità di attivare immediatamente un piano del traffico alternativo per migliorare la mobilità nella parte di Catania. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà alle ore 14. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.